E a Valvasone più di 40.000 persone hanno partecipato alla 3 giorni della manifestazione Medioevo a Valvasone. Per l'occasione è stato inaugurato anche il restaurato teatrino settecentesco del castello, il cui recupero è in corso. Elisabetta Zaccolo. Il gabelliere chiede il dazio al visitatore che varca la porta della torre di Valvasone. Il forestiero viene trasportato nel Medioevo tra giullari, cavalieri, dame, alchimisti e abili artigiani che forgiano spade e asce. Non una semplice festa in abiti medievali, ma una rigorosa e appassionata ricostruzione filologica, la manifestazione Medioevo a Valvasone, che anche quest'anno ha fatto il pieno di visitatori in quello che è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Dopo oltre un secolo, per l'occasione si sono aperte le porte del restaurato teatrino settecentesco del castello, che ha ospitato un concerto dell'Accademia Geoffrey Rudel, un piccolo gioiello in grado di ospitare solo 35 persone, un ulteriore passo verso il recupero del castello di Valvasone. La parte restaurata verrà sicuramente utilizzata, appena ottenute le autorizzazioni del caso, per fini commerciali e museali. La parte restante ci auguriamo di avere ancora un aiuto da parte dell'amministrazione regionale, che in questi anni ci è stata vicina nel recuperare Valvasone, che è uno dei borghi più belli d'Italia ed è un patrimonio per la nostra comunità. Recuperati affreschi del Cinquecento e del tardo periodo trecentesco, come l'allegoria dell'asino che insegna al lupo, ovvero il patriarca di Aquileia che impone la sua autorità al feudo di Valvasone, rappresentato dal lupo nero. Nelle vie del paese gli antichi mestieri e le usanze che le nostre nonne e bisnonne conoscevano bene. Prima si lavava con il sapone fatto in casa con il grasso, la soda, la lume di rocca e la pece greca, poi per sbiancare la biancheria si faceva la lisciva, che consisteva nel filtrare la cenere in uno straccio e lasciavano in ammollo tutta la notte e poi il giorno dopo risciacquavano il fiume. I 23 anni di Medioevo a Valvasone si devono al lavoro dell'associazione che dal 1993 organizza questo evento, il Gruppo Artistic Furlan. In questi 3 giorni hanno lavorato più di 1000 figuranti tra taverne, allestimenti, tutto in costume. Costumi elaborati sulle basi degli affreschi del castello e costruiti appositamente per il tema che noi ogni anno proponiamo.